E quindi abbiamo l'onore di avere con noi, che è veramente un onore, l'amico Amidei Bartolomeo, senatore che qui rappresenta anche il Parlamento della nostra Repubblica. Ringrazio dell'invito e saluto tutti i presenti e anche poi coloro che ci vedranno attraverso questo video in un bellissimo campo di grano di Chiaradossi, perché effettivamente essere all'interno di questo bel campo di grano è significativo per tante ragioni. Arnaldo mi presentava con estrema generosità, ma io amo dire che perché effettivamente è così, faccio parte della 9ª commissione al Senato, che è la Commissione Agricoltura, Industria, Turismo, Commercio, ma nasce, prima che riducessero il numero dei parlamentari, la 9ª come Commissione Agricoltura, di cui già io ebbi il piacere di farne parte nella 17ª legislatura. Bene, essere in un campo di grano oggi, in un campo sperimentale, avere anche un cartello che riprende chi poi il grano lo trasforma come Barilla, è motivo di orgoglio, perché Barilla è un marchio importante non solo nazionale ma internazionale, ma soprattutto è sempre stata un'azienda con particolare attenzione nella qualità del prodotto, nella qualità del grano, che è diventato anche uno degli elementi importanti, caratterizzanti per qualificare il Made in Italy nel mondo. Devo essere qui in un campo di grano, vedere queste spighe che fra poco cambieranno colore e in questa fase le cariossidi, i chicchi stanno assorbendo dopo tanto tempo di siccità anche quell'acqua miracolosa che consentirà molto probabilmente di avere anche un buon raccolto, perché come è noto dal grano si fa il pane, si fa la pasta e sono prodotti importanti, e per fortuna, e qui voglio anche agganciarmi ad una presa di posizione netta da parte del nostro Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, dove il nostro Ministero, come sapete, dell'Agricoltura è diventato anche Ministero della Sovranità Alimentare, che non è sovranismo come qualcuno vorrebbe in un qualche modo polemizzare, ma è sovranità alimentare con una presa di coscienza e di posizione per difendere il prodotto Made in Italy, difenderlo da vari tentativi che in questi ultimi anni, complice anche un governo non all'altezza della materia, vogliamo porci come obiettivo la difesa del nostro prodotto italiano e la valorizzazione di questo, perché chi produce in Italia è prima di tutto un bravo agricoltore, perché rispetta i protocolli, rispetta i crismi di coltivazione per ottenere un buon prodotto, e qua a Chiaradossi sicuramente va il mio plauso per come questo grano è tenuto. E dicevo, una presa di posizione contro quei prodotti che ormai tutti ne abbiamo preso coscienza, che sono i prodotti sintetici, quindi che va dal latte alla carne, al cibo sintetico, alla farina di grillo, piuttosto che ogni tanto a delle mostruosità che la tecnologia ma soprattutto supportata dalla politica di altri paesi europei che non hanno il nostro stesso know-how, che non hanno il nostro pedoclima particolare, che non hanno la capacità di produrre un prodotto di qualità, inventano, come è successo, il Nutri-Score, che è quel semaforo finalizzato a penalizzare i prodotti di qualità. Quindi noi dobbiamo dire no assolutamente ai prodotti falsi, a chi non sa produrre, che si vuole appropriare dei nostri prodotti, limitandoci con queste regole assurde, piuttosto che arrivare anche, come è noto, alla contraffazione del prodotto. Io stesso sono recentemente reduce da un provvedimento, il DL 411, di cui ero relatore, dove ho che è quello del codice, che è la protezione del codice industriale, ma anche dei prodotti agricoli per quanto riguarda i prodotti DOP, di OGC e chiaramente tutto
quello che concerne la salvaguardia e la protezione dei nostri prodotti. Quindi un impegno importante, un impegno cui noi ogni giorno siamo in prima linea e conseguentemente, e vado alla conclusione, non va che un ringraziamento a quanti oggi hanno messo in piedi questa manifestazione, dall'amico Arnaldo Bovolenta di Agricola 2000 che mi ha subito coinvolto ed io con piacere ho accettato per essere qui in mezzo al campo di grano, che rappresenta anche da un punto di vista simbolico il Cerere, la dea delle messi, la prosperità, la bellezza, la salute e tutto ciò che può dare buon cibo per le nostre tavole. Grazie. Un sentito ringraziamento anche da parte mia al senatore Bartolomeo Amidei, e mi auguro e spero di averlo anche prossimamente in ulteriori incontri e convegni.